tragedia durante lo spettacolo pirotecnico che ieri sera stava concludendo al Lido di Venezia la festa della Madonna di Marina. 2 feriti, il più grave un bimbo in villeggiatura. Secondo suicidio in carcere a Venezia nel giro di pochi mesi, una situazione drammatica in tutta Italia anche per gli agenti di polizia penitenziaria. Il sindacato denuncia, il governo non trova soluzioni. La morte di Alex Marangone, quel buco di terrore prima della chiamata ai carabinieri, risentiti i testimoni, lo abbiamo cercato ovunque, pensavamo fosse vivo. 3 ragazzi tra i 25 e i 30 anni in balia del vento e del mare sopra un materassino gonfiabile sono stati salvati dalla Guardia Costiera domenica pomeriggio a Jesolo. Ieri si è conclusa la fase sperimentale del contributo d'accesso, un successo per il Comune, un fallimento per le opposizioni e ora l'amministrazione dovrà decidere che cosa fare. La conclusione dei lavori del terzo lotto della nuova cittadella di giustizia a Venezia è prevista per la prossima primavera. Una delegazione del Ministero ha effettuato un sopralluogo ai cantieri. Una storia incredibile, cagnolina di 2 anni e mezzo resta chiusa per ore nel vano motore di un'auto anche in corsa e ne esce illesa. La proprietaria ancora non me lo spiego. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di oggi. Ora la cronaca, sfiorata la tragedia durante lo spettacolo pirotecnico che ieri sera stava concludendo al Lido di Venezia la festa della Madonna di Marina. Madonna! Sono le 23:45 di ieri sera quando, a pochi minuti dal termine dello spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio che doveva concludere in bellezza i festeggiamenti per Madonna di Marina a Malamocco, antico borgo del Lido di Venezia, una festa perfettamente riuscita fino a poco prima, per un incidente alcuni fuochi, anziché essere sparati verso l'alto, raggiungono le persone che sono assiepate lungo la riva. Scoppia il panico, la fuga e il pianto dei bambini. Alla fine il bilancio conta di 2 feriti, il più grave, un bimbo di 10 anni, ferito alle gambe con ustioni causate da frammenti incandescenti. Ricoverato in pediatria all'ospedale civile di Venezia, non è in pericolo di vita. Il bilancio sarebbe potuto essere ancora più drammatico se i fuochi impazziti e fuori controllo avessero colpito in testa le centinaia di persone assiepate lungo la riva. Il racconto di un testimone, Matteo Pistorello. Molti bambini che sono restati letteralmente terrorizzati da quanto accaduto. Io stesso con la famiglia siamo scappati, ci siamo portati fino al chiosco, convinti di essere al sicuro. Sono tornato indietro per dare assistenza alle persone in riva che gli era scoppiato il fuoco a pochi metri da me, e sono stato di nuovo rinvestito da altre 3-4 cariche che sono arrivate questa volta invece fino al chiosco, e da lì la gente si è allontanata addirittura fino alla piazza. Sul porto i soccorsi sono arrivati subito. I volontari dell'associazione, il 118, pompieri e carabinieri per le indagini. Lo spettacolo pirotecnico è stato curato dall'azienda La Pirox di Caloneghe nel Padovano, che ha l'obbligo di garantire la sicurezza. L'associazione Festeggiamenti Malamocco non ha dunque alcuna responsabilità, anzi semmai è parte lesa insieme ai feriti, e nemmeno il comune Overa hanno avuto compiti organizzativi. Solidarietà e il sostegno dell'amministrazione a tutti coloro che sono stati feriti e ai loro familiari. Nessuna ripercussione sullo spettacolo pirotecnico del Redentore di sabato prossimo, come spiega l'assessore Zuini. Già avvisiamo che invece questi sono curati da Vela per conto del Comune di Venezia, e come ogni anno il sabato mattina la commissione per i materiali esplodenti sarà sulle chiatte a verificare tutte quante le chiatte, tutti quanti i lanci di partenza, in modo da dare la massima sicurezza all'effettuazione di fuochi del Redentore. Secondo suicidio in carcere a Venezia nel giro di pochi mesi, una situazione drammatica in tutta Italia anche per gli agenti di polizia penitenziaria. Il sindacato denuncia, il governo non trova soluzioni.
Un altro suicidio nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, il secondo in pochi mesi, il 56esimo in Italia. Un 37enne originario di San Donà di Piave, detenuto per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, si è impiccato col lenzuolo nella sua cella. Oltre ai detenuti però si sono tolti la vita anche 6 agenti di polizia penitenziaria e il governo, denuncia il segretario generale del sindacato, non trova soluzioni. Una strage senza fine, siamo arrivati a 60 suicidi, di cui una buona parte nella regione Veneto. Sia la polizia penitenziaria in primis che i detenuti si vedono costretti ad affrontare tutte le necessità e tutte le esigenze nell'assoluta indifferenza del governo. Noi abbiamo chiesto più volte di avvicendare sia il Ministro, ma in modo particolare il Sottosegretario Del Mastro, che ha la delega alle carceri e che ha dimostrato nel corso di questo periodo, dell'ultimo anno e mezzo, di non aver trovato nessuna soluzione. Reazioni politiche da più fronti. Il senatore veneziano Dem Martella ha depositato un'interrogazione al ministro Nordio per chiedere di intervenire tempestivamente, mentre i consiglieri Zottis e Montanariello si appellano alla Regione. La Regione può fare tanto, può intervenire attraverso il garante dei diritti della persona, che è una figura importantissima, che viene nominata dal Consiglio regionale, alla quale noi chiederemo di intervenire perché la vicenda nelle carceri italiane in sé per sé è una vicenda sicuramente esplosiva, ma nel carcere di Venezia, a Santa Maria Maggiore, ancora di più. Si parla del 155% di detenuti in più a quelli che possono essere ospitati. Bisogna affrontare il problema in modo molto serio. Il governo sta agendo su più fronti, ma il suicidio in carcere è uno di quei flagelli che è difficilissimo prevenire. Il commento del ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo quanto accaduto a Santa Maria Maggiore. Abbiamo stanziato già 5 milioni per assumere e retribuire quelli che già ci sono professionisti della psicologia, per capire anche qui quali possono essere i segnali di allarme. Detto questo, il rapporto tra causa ed effetto del cosiddetto sovraffollamento non è poi così sicuro. Ci sono stati dei casi negli anni scorsi in cui le carceri erano più sovraffollate e c'erano meno suicidi. Purtroppo ci sono un 20-30% di detenuti in attesa di giudizio e anche lì si dovrà intervenire sulla limitazione della carcerazione preventiva, perché poi spesso queste carcerazioni si rivelano ingiustificate. Poi noi stiamo agendo molto sulla possibilità di contrarre degli accordi con gli stati stranieri, con gli stati esteri, perché sapete che il 50% dei nostri detenuti è straniero. Da ultimo, sempre per dimostrare proprio il mistero della mente umana di persone che si suicidano, va detto che molto spesso queste sono persone che sono addirittura in procinto di essere liberate e questo ti fa molto riflettere sul fatto che, fermo restando tutta la nostra attenzione sull'aiuto psicologico e sul controllo da fare nell'ambito delle carceri, il suicidio in carcere purtroppo è uno di quei flagelli che è difficilissimo da prevenire. Ed ora torniamo a parlare della morte di Alex Marangon e quel buco di 3 ore prima della chiamata ai carabinieri risentiti i testimoni. Lo abbiamo cercato ovunque, pensavamo fosse vivo. Continua la sfilata dei testimoni che stanno raccontando ai carabinieri quello che avrebbero visto o sentito quel tragico momento quando Alex Marangon si è allontanato dal gruppo ed è scomparso. Qualcuno avrebbe sentito un fruscio di alberi e foglie, poi un tonfo, altri forse un urlo. Un puzzle che piano piano si sta ricomponendo, anche se ancora molti sono gli interrogativi. Sul buco di 3 ore dal momento della scomparsa del giovane 25enne di Marcon alla chiamata ai militari dell'Arma, i partecipanti all'evento lo avrebbero giustificato dicendo di essere andati a cercarlo. Armati di pile e rallentati probabilmente dall'oscurità, si sono divisi cercandolo nel bosco, sulle rive del Piave, lungo la strada. Fino ad allora pensavano che Alex fosse vivo, magari si fosse allontanato per riprendersi e poi forse caduto. La certezza è che il giovane ad un tratto, durante il rito, ha gridato, era sotto shock, ha pianto, stava male e poi ha lasciato quello che viene definito il cerchio,
proprio uscendo dall'abbazia. Da quel momento il mistero è ancora più fitto. Quando alle prime luci dell'alba si sono resi conto che Alex era svanito nel nulla, hanno dato l'allarme. Troppo tardi? Il ragazzo che amava viaggiare, i colori e gli amici era sulle acque del Piave, dove 2 giorni dopo è stato trovato. Fondamentali saranno gli esami tossicologici per capire se e cosa avesse assunto il giovane tanto da essere spaventato da qualcosa o da qualcuno. E la domanda di tanti è la stessa: ma se anche gli altri partecipanti avessero assunto, ed il condizionale d'obbligo, le stesse sostanze, sarebbero stati così lucidi da vedere, sentire e percepire? L'avvocato Stefano Tigani, il legale della famiglia Marangon, chiede la verità sulla morte di Alex, verità che dovrà essere corredata da prove certe e inconfutabili. Intanto l'avvocato dei 2 curanderi, Johnny Benavides e Sebastian Castillos, Oscar Palet Sant'Andreu, opta per una linea attendista. Grazie per l'interesse, ma per il momento non vogliamo fare ulteriori dichiarazioni, ma aspettare l'evoluzione dei indagini poliziali. Grazie mille. 3 ragazzi tra i 25 e i 30 anni in balia del vento e del mare sopra un materassino gonfiabile sono stati salvati dalla guardia costiera domenica pomeriggio a Jesolo. L'allarme è arrivato da un'imbarcazione da diporto con 6 persone a bordo. Il materassino si era allontanato dalla barca sospinto dalla corrente. I militari della Capitaneria li hanno raggiunti e salvati. Questo incidente ci dimostra come l'attenzione per il mare non sia mai troppa, dicono dall'ufficio circondariale marittimo di Jesolo. E ieri è stata l'ultima giornata della fase sperimentale del contributo d'accesso, un successo per il Comune, un fallimento per le opposizioni, ma ora che cosa accadrà? Si è conclusa domenica come da calendario la sperimentazione del contributo d'accesso iniziata il 25 aprile in vigore per 29 giornate dalle 8:30 alle 16. Una misura unica al mondo e ora è tempo di bilanci. Una misura che nella sua organizzazione, nella sua macchina organizzativa ha funzionato molto bene, non ci sono stati alcun tipo di disagi per i cittadini e per i turisti, nessun intoppo, nessuna coda, nessun assembramento, tutto ha funzionato in modo molto lineare. I turisti hanno capito la misura, hanno condiviso le intenzioni e gli obiettivi di questa misura e hanno partecipato volentieri a questa sperimentazione, anche appunto esibendo di spontanea volontà, senza attendere il controllo, la prenotazione e il contributo. Molti i controlli, tra le 10 e le 20.000 verifiche giornaliere nei giorni di contributo. Il numero di visitatori paganti è stato superiore alle aspettative, con un record di 23.600 il giorno 26 aprile. Da non sottovalutare poi il fatto che Venezia oggi ha finalmente uno strumento per avere il numero esatto delle presenze turistiche, ma non solo, può sapere in anticipo quanti turisti arriveranno a Venezia nei giorni a seguire e tarare meglio i servizi. Spiace poi constatare che ci sono comunque alcuni gruppi in città, alcune minoranze, che piuttosto che fare proposte alternative, proposte migliorative, si limitano a fare una protesta così sterile, dicendo no a tutto senza proporre un'alternativa. Sono le stesse persone che per 40 anni hanno tenuto bloccata la città senza in alcun modo reagire al tema del turismo. Ora che la fase sperimentale è conclusa, si dovrà decidere come agire per il prossimo anno. Nei prossimi giorni discuteremo insieme alle categorie, al Consiglio Comunale, alle rappresentanze della città, come e in che modo potenziare il contributo in vista del prossimo anno. La conclusione dei lavori del terzo lotto della nuova cittadella di giustizia di Venezia è prevista per la prossima primavera. Una delegazione del Ministero ha effettuato un sopralluogo ai cantieri. Verifica della conclusione dei lavori del secondo lotto e dello stato di avanzamento dei lavori del terzo della nuova cittadella di giustizia. A Venezia una delegazione del Ministero ha effettuato un sopralluogo all'ex fabbricato Manifattura Tabacchi insieme al direttore generale del Comune Maurice Ceron, all'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto e al consigliere delegato all'avvocatura Paolo Romor. Al momento la Procura, gli uffici della Polizia Giudiziaria e tutti gli uffici riferiti al primo grado penale sono già insediati nei nuovi locali. Ultimato il
è attivo dal prossimo autunno il secondo lotto, ospiterà il Tribunale Civile, ora a Rialto, e l'Ordine degli Avvocati. I lavori del terzo lotto dovrebbero invece concludersi la prossima primavera. Interessano 3 edifici dove si insedieranno la Procura Generale della Repubblica, la Corte d'Appello ed il Tribunale di Sorveglianza. Per gli interventi al secondo e terzo lotto sono stati investiti 68 milioni di euro. Complessivamente, per realizzare la cittadella di giustizia sono stati impiegati quasi 150 milioni di euro. Ed ora una storia che ha dell'incredibile, riguarda una cagnolina, Choco. Andavo in cerca del cane e l'avevo dentro il motore della macchina. Una storia incredibile. Per ore sabato la famiglia Marchiori, residente a Torreglia nel Padovano, ha cercato Choco, una Jack Russell di 2 anni e mezzo, credendo che fosse scappata o che qualcuno l'avesse presa. Dopo circa 9 ore, la scoperta sconvolgente: la cagnolina era nel vano motore dell'auto. Ho preso la macchina e sono andato in giro per Torreglia, Lubigliano, poi sono tornato a casa, ho messo la macchina in garage e dopo nel pomeriggio ho cominciato di nuovo a cercarlo. Un 2-3 ore, ma sempre correndo piano. La proprietaria Ilaria è solita lasciare Choco dai genitori perché non resti sola a casa mentre lei è al lavoro, e così ha fatto sabato. Quando la madre l'ha informata che era sparita, ha immediatamente pubblicato un annuncio nel gruppo Facebook 6 di Torreglia e molti cittadini si sono mobilitati, mentre il padre continuava le ricerche in auto, ignaro che Choco fosse all'interno. Dopo ore Ilaria, come ultimo tentativo, si è rivolta a un esperto. Choco ha battuto tutti i record che deteniamo. Alle 17:30, quando sono arrivato a Torreglia, a casa del papà di Ilaria, mi sono trovato una situazione in linea con tutte le ricerche effettuate in questi anni. Abbiamo iniziato una prima bonifica aerea, nel mentre è arrivata la figlia di Ilaria e abbiamo sentito un abbaio. Dopo 40 minuti che giravamo, pensavamo che l'abbaio fosse di un altro cane. Ma così non era, e sentendo la voce della piccola padrona Camilla, Choco si è fatta sentire. Sono arrivata a casa dei miei nonni, il mio cane ha abbaiato. Siccome lei riconosce tutte le macchine dei miei familiari, ha riconosciuto quella dove ero. A quel punto il campo delle ricerche si è ristretto, ma ancora non si capiva dove fosse il cane. Mi sono inventato di aprire il cofano della macchina del papà di Ilaria, che ricordo macchina che è stata in giro per Torreglia e limitrofi tutto il giorno alla ricerca di Choco stesso, con temperature all'interno del cofano che si saranno avvicinate come minimo ai 100 gradi, e Choco era lì tra la cinghia di distribuzione e il radiatore. Smontando alcune parti meccaniche, in 3 sono riusciti ad estrarre Choco, che era provata ma illesa, sotto gli occhi increduli dei presenti. Pensavo non ce l'avesse proprio fatta, ma quando ho visto che stava bene, che veniva verso di me, ho avuto una gioia immensa per lei, perché io non so come farei senza la sua presenza nella mia casa. E torniamo ora a parlare della festa di Malamocco con la processione storico-religiosa guidata dal Patriarca. Qui era venuto per la prima volta pochi giorni dopo essere arrivato a Venezia. Il Patriarca, Monsignor Francesco Moraglia, ha voluto ritornarci proprio quest'anno per la 223esima edizione della festa di Madonna di Marina, guidando poi la processione storico-religiosa per le strade del borgo. Il Patriarca Francesco prima ha presieduto la solenne Eucaristia con i sacerdoti del Lido, poi ha benedetto il mare e la laguna. Quanto successo a tarda sera non può far passare in secondo piano l'infaticabile e generoso lavoro dei bravissimi volontari dell'Associazione Festeggiamenti Malamocco, presieduta dal parroco Monsignor Cesare Zanusso, che meritano un grande applauso. Una partecipazione popolare notevolissima che affonda le sue radici nel lontano 1801 e quest'anno portava alla Vergine una richiesta particolare di pace. Il Patriarca ricorda. Questa festa, che è sempre ricca di suoni, colori, ma soprattutto della fede della gente, mi ricorda quell'incontro che ho avuto appena arrivato proprio con questa festa, con questi momenti di preghiera, con la processione e la benedizione della laguna. Malamocco ci ricorda nelle sue tradizioni un passato che vive nella fede di questa gente, e soprattutto Malamocco rappresenta una perla. In queste giornate di festa si sono disputate le regate comunali di Voga, il torneo di calcio dei bambini, musica, socialità, stand gastronomici e intrattenimento per tutti.
Questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.